Presentato stamani presso la Camera di Commercio di Agrigento il progetto Ultranet, la banda ultralarga per l'economia digitale e opportunità per le imprese. L'evento è stato l'occasione per fare il punto della situazione del territorio agrigentino in tema di connettività a banda ultralarga, in relazione al piano strategico nazionale, ponendo particolare attenzione all'importante ruolo del sistema camerale e dei comuni nella diffusione della banda ultralarga. Il progetto di cablaggio delle aree bianche si inserisce nel discorso del piano strategico banda ultralarga dello Stato italiano per una crescita sostenibile inclusiva. Quindi si va a toccare nelle aree dove gli operatori non hanno convenienza ad investire. Il progetto Ultranet supporta la comunicazione di questo progetto verso le imprese, verso la pubblica amministrazione, perché realizzare le reti di telecomunicazione è un processo complesso, ci sono tanti attori coinvolti e bisogna lavorare tutti insieme perché l'obiettivo è quello di realizzare qualcosa che porti valore al territorio come le reti di telecomunicazione. Ormai tutti usiamo lo smartphone, ma anche lo smartphone ha bisogno della rete fissa, le imprese hanno bisogno di connettività importante per poter fare attività, le varie applicazioni digitali dalla videoconferenza piuttosto che al cloud, che oggi verrà tra l'altro anche spiegato, piuttosto a altre, anche la semplice applicazione di magari di videosorveglianza, di gestione remota della contabilità eccetera, di internet delle cose, di big data, tanto per dire le ultime cose. La connettività è alla base poi di Impresa 4.0, cioè uno dei pilastri di Impresa 4.0 è le reti di telecomunicazioni. Siamo in un momento di cambiamento dove dobbiamo adattarci alle nuove leggi di mercato e quindi la possibilità di interagire con soggetti anche che si trovano dall'altra faccia del pianeta è oramai all'ordine del giorno. Quindi la banda ultralarga ci consente questo nuovo modo di lavorare, ci consente di essere competitivi sul mercato, acquisendo delle professionalità, dei servizi e metterli tutti assieme attraverso le moderne tecnologie, quello che noi vogliamo, cerchiamo di fare con la Esmart, insomma, nel campo dell'edilizia, per cercare di modernizzare l'attuale approccio tradizionale alla filiera dell'edilizia. Quindi grazie alla banda ultralarga noi stiamo cercando di portare avanti questo progetto, che è un progetto che non è limitato soltanto a noi, ovviamente poi entrerà sul mercato e consentirà insomma questo nuovo approccio al mondo del lavoro. Oggi affronteremo il tema innovativo della gestione della banda larga e dell'evoluzione della banda larga sul nostro territorio. La banda larga, si sta parlando di internet ad alta velocità, quindi arrivare a misure che già sono sul nostro territorio di circa 200 megabit al secondo, parlando di termini tecnici giusto per chi è nel campo. Tutto questo viene ad essere a supporto a tutta una serie di tecnologie che usufruiscono di questa banda ultralarga. Quindi sulla banda ultralarga possiamo andare a utilizzare servizi in cloud, che quelli sui quali oggi si discuterà oltre agli altri, e sono quelli destinati ad essere remotizzati, ossia confacenti cioè avente un database in remoto, localizzabile in qualunque parte del mondo e accessibile a noi tramite una semplice app, quindi prendendo solo quello che ti serve. Utilizzando la banda ultralarga possiamo avere sempre più informazioni, possiamo stoccare i dati anziché sul nostro server o sul nostro PC in locale, possiamo portarli in giro per tutto il mondo, essendo sicuri che in quella destinazione ci siano delle macchine e degli esperti che sappiano come mantenere i nostri dati.